sempre che anche i consumatori apprendano, capiscano che è meglio consumare i prodotti locali invece di che sono più genuini, più o meno si può anche pubblicizzarlo un po' di più. Ci vorrebbe un po' di più pubblicità, fare conoscere più la gente cosa vuol dire mercato agricolo, perché a volte mi chiedono le banane, il mango, che non riescono ancora a capire che importiamo solo prodotti di stagione e di nostra produzione. Ecco, non c'è ancora una buona conoscenza sulla gente, secondo me. Credo con la pubblicità, perché ci sono persone qui di Ponzano che non sanno che esiste questo mercato agricolo del venerdì. Beh, come posto non sarebbe neanche male, diciamo, solamente se niente la Riva. Nel paese di campagna, diciamo, ci sono anche altri produttori, diciamo, in zona. Senza vedere, però pubblicizzato, diciamo, in Stato. L'amministrazione doveva, prima di aprire questo mercato, fare pubblicità, gettare le basi, capito? Perché non puoi lanciare un mercato senza pubblicità, senza cartelli, senza niente. Come si fa? Almeno un'indicazione stradale che indica che qui c'è un farmazio. E i consigli è che secondo me, come prima roba, sarebbe opportuno che vengano le scuole con i bambini e a prestare i nostri prodotti, avere delle fotografie delle nostre aziende e avere i riscontri di quello che vendiamo, la bontà, la genuinità, che siamo i nostri prodotti. È un futuro, lo so che è un pochino duretto in questo momento, ma comunque diamo sempre buona speranza, perché io ho visto ci sono stati sempre alti e bassi, perché già essendo da 40 anni in mezzo ci sono sempre stati gli alti e bassi, perché anche il periodo quando era stato il metanolo eravamo andati nel profondo più cose. Però se uno fa il prodotto buono e lo fa anche fa la qualità e non la quantità, è quello che noi puntiamo, e la gente si trova bene, quindi il cliente continua a venire sempre di più, ha un rapporto di fiducia con noi, è stato pubblicizzato, quindi la gente che stamattina sono venuti 3-4 clienti che mi hanno detto che non sapevano ancora di questo mercato, e sì che è da giugno insomma che ci siamo qua. Noi cerchiamo di tener duro, malgrado che insomma fare un pochi di chilometri e trovarti qua non vedere nessuno non è tanto. Che anche i cittadini di Ponzano facessero lo sforzo e la fatica di venire almeno una volta a provare i prodotti del mercato, perché molti non lo fanno, diciamo così, non vengono perché è uno sforzo venire una mattina, venerdì, partire con la macchina, è un sacrificio, però bisogna anche pensare che se si vuole mangiare bene bisogna anche fare un piccolo sacrificio. Questo è il fatto. E poi come mercato è un mercato nuovo e sicuramente ci vorrà del tempo, se non degli anni, per farlo crescere, perché gli stessi mercati vecchi di una volta sono partiti da zero e per fare quello che hanno fatto l'hanno fatto in tanti anni. E crediamo un po' anche nelle istituzioni che credono a questi produttori. Consiglio da dare, l'unica cosa è un po' più di pubblicità, perché non c'è gente che gira, c'è poco. Si potrebbe fare meglio, secondo me bisognerebbe coinvolgere un po' tutto il paese, partendo magari dalle scuole, dai bambini, dai più piccoli, che poi potrebbero portare a casa a loro volta l'esperienza che